Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, eccoci al torneo olimpico. Raga, ho voluto fare le 3 partite, non le ho registrate le partite del girone perché secondo me non valeva la pena, voglio fare dagli ottavi in poi nella speranza di fare le più partite possibili, poi sono anche bruttissime, 2-0-0 e un 2-0 streaming zitto, quindi non vi siete persi niente. Allora, ricordiamo che siamo a livello massimo e ho giocato a 5 minuti, mentre dagli ottavi in poi saranno 10 minuti e livello massimo. Allora, nel mio gruppo sono stato per secondo, purtroppo. Primo il Belgio, seconda l'Italia. Nel gruppo E passa Argentina e Ghana, fuori Russia e Bolivia. Nel gruppo F Brasile e Camerun, fuori Cile e Romania. Nel gruppo G Olanda e Israele. Incredibilmente l'Israele va agli ottavi, Repubblica Ceca e Egitto fuori. Nel gruppo H Uruguay, Ungheria, Marocco e Nigeria a casa. Nel gruppo A Germania e Sudafrica, Grecia e Messico a casa. Nel B Ucraina e Francia, Portogallo e Colombia fuori, incredibile. Nel C Inghilterra, che però è Gran Bretagna, e Spagna, Stati Uniti e Svezia fuori e poi basta. Andiamo a vedere adesso tabellone torneo. Ai ai ai, proprio contro la squadra di casa. Germania, Francia, bellissima. Gran Bretagna, Italia. Argentina, Camerun. Olanda, Ungheria. Ucraina, Sudafrica. Belgio, Spagna. Brasile, Ghana e Uruguay, Israele. Buono raga, allora la prossima giornata ci saranno gli ottavi sicuri di Coppa del torneo olimpico. Classifica gol, per il momento chi domina? Mesut Özil, ok. Sì, 2 gol comunque, a Fellai anche Timo Schuck. Perfetto ragazzi, adesso andiamo con ciclismo su strada, in linea e a cronometro, quindi assegniamo 2 medaglie. Ragazzi, è partito Vincenzo Nibali, speriamo bene. Le nostre speranze sono su di lui, intanto c'è in testa un americano TJ Van Garden, secondo l'olandese Lewis Westra e terzo lo spagnolo Rubens Plaza. Abbastanza in difficoltà. Dai Nibali, dai Nibali, dai Nibali. Spingi vecchio mio, spingi. Tanto nessuno azzurro è a medaglia per il momento. Vai Nibali, vai Nibali, vai Nibali, vai, vai. Mancano 3 km al traguardo. Vai. Vai Nibali. Vai, manca pochissimo. 1 km e 5. Vediamo cosa riusciamo a fare con Vincentone Nibali per questa corsa, per questa cronometro olimpica. Vai Nibali. 500 metri all'arrivo, vai Vincenzo, vai Vincenzo. Vincenzo chiude il traguardo. 7º, porca puttana. Adesso ragazzi, vediamo come va. Non ho più uomini perché basso secondo me. Ragazzi, è finita la prova cronometro olimpica, vince Tony Martin, quindi medaglia d'oro per la Germania, secondo posto alla Gran Bretagna di Bradley Wiggins, terzo gli Stati Uniti di TJ Van Garden, quindi Germania oro, Gran Bretagna argento e Stati Uniti bronzo. Ok raga, andiamo al Keirin adesso. Male comunque l'Italia purtroppo fuori dei primi 10 anni. Vai. Beh ragazzi, voglio l'oro olimpico. La Gran Bretagna è la grandissima favorita, però anche l'Italia non scherza. Dai cazzo, dai, tira. Troppo esterno, bravo. Recupera bene. Dai, qua vinciamo, che siamo forti su questa. Dai che siamo forti su questa. Dai che li distruggiamo. Dai che arriva il primo oro. Questa è la Germania seconda. Vai. Dai che siamo arrivati. Dai che poco a poco dei gold medal. Oro. Grande oro dell'Italia. Oro Italia, argento Germania, bronzo Gran Bretagna. Ottimo raga, finalmente il primo oro. Ragazzi, finale di tennis tavolo, ho battuto in semifinale la Corea del Sud che ha preso il bronzo. Adesso tento l'oro contro i cinesi. Dai. Anche se i cinesi sono super favoriti nella realtà,
Il Comendone è un fenomeno. Bel Comendone. Ormai sto ping pong. Vado via che è una meraviglia. Un po' come il Kerin. Io purtroppo ho ancora delle discipline dove sono una pippetta obesa. Vai. Dai, chiudiamola veloce, ragazzi. Vuole la mossa del Tricheco sexy come nel beach volley. Grande. Ciao ciao. 2-0. Oh Cina, oh Cina. So the rally's starting to take shape. Great technique on show with the backhand. It's incredible. Asking the questions with the backhand. Bravo. Ok. The crowd go wild. La Cina non si capisce un cazzo. La cinesina, cinesina. Rally starting to build. Makes a real mess of that backhand. Neither player prepared to give an inch on this rally. He's showing weakness in the backhand there. Flies across the net with that forehand. Chiudimela. Bella d'effetto, struck that beautifully on the backhand side. Maledetto. Good movement for the backhand. Fantastic backhand. Over the net 29 scambi. 30 scambi. Incredibile. Great technique on show with the backhand. Ping pong bailado. Dai, altro che calcio bailado. Ping pong bailado. Dai, dai, Tricheco sexy. Tricheco sexy. Hai visto? Grande, 48 scambi, raga, nuovo record mondiale. Dai, cavolo. Bello, colpo delizioso del Comendone veneziano. Dai che mi prendo il secondo oro. Merda. Asking the questions with the backhand. Fantastic backhand. Fantastic, low on his knees, reaches for the forehand. Over the net with the forehand. Bello. It's game point now. Set point, Can he Italy. take advantage with a good solid serve? Looking to force the errors. Dai, chiudila. Both players really matching each other now with this rally. Ok. What an incredible rally. The crowd are really loving this. Incredible. Bello. Madonna. Dai. So with game one complete now, let's have a quick look to see how that affects the scoreboard. Dai, bella, secondo set ragazzi, siamo a 6 punti dalla gold medal, dalla seconda medaglia d'oro. Bella, la Cina non si è più defatti come i fighi. Bella. So the rally really starting to take shape. Fantastic technique on the backspin. Fantastic gay. That backhand will test his opponent. It's a good return to him, but what a forehand. Ottimo, basta, la Cina non c'è più, ha capito che non ce n'è. Non ce n'è solamente per me. Well, he won't be complaining, will he? He's doing really well out there. Tutto troppo semplice. Vedi, dove sono bravo nelle specialità faccio strage, dove invece sono una pipa, sono proprio una pipa grande. Perché ho giocato anche poco, certe specialità tipo i tuffi, nuoto, cioè più che altro ho giocate poco perché non ho molto tempo, però se mi alleno diventa una bestia anche a quelle. Sì, ciao, il cinese è andato. Ho 5 gold medal point. Merda. Dai, gold medal point. Non fallire, Comendone, non fallire. Non fallire, Comendone. Non fallire, Comendone. Vai, Comendone. Oro del Comendone e oro dell'Italia. Secondo oro per l'Italia. Argento, Cina, bronzo, Corea del Sud. Vai ragazzi. Buono raga, allora vediamo il medagliere dopo 2 giornate. Abbiamo fatto ciclismo su strada, cronometro e ciclismo su pista, Kerin. Poi abbiamo fatto, vedere, diciamo che ho fatto un attimo vedere che sono passato agli ottavi di finale col calcio e ho fatto il ping pong. Allora vediamo quante
nazioni hanno preso medaglia. Intanto sono 9 nazioni che hanno preso la medaglia. Giamaica sempre prima con 3 ori, 1 argento, 0 bronzi, 4 in totale. Stati Uniti 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo, totale 6. Italia 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi, totale 4. Germania 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 di totale. Gran Bretagna 0 ori, 2 argenti, 1 bronzo, 3 totale. Cina 1 argento, 1 in totale. Corea del Sud 2 bronzi, 2 in totale. Sudafrica e Francia 1 bronzo e qui una totale. Buono raga, la prossima se non so a sto punto quello che ho voglia di fare faccio, non mi vado a programmare niente e vi consiglio di guardare anche le Olimpiadi, quelle vere, che sono sicuramente migliori di quelle del Comendone, sono splendide, secondo me, ti dico, io sono qua che quando posso mi butto davanti al televisore e vado a nerdare su Sky e mi vedo tutte quante le discipline perché veramente, cioè l'Olimpiade secondo me è molto meglio del calcio, perché veramente richiede tutti gli sport, uno spirito diverso, quindi consiglio a tutti di vedere le Olimpiadi. Un saluto dal Comendone, ciao!